Un dialogo in sinergia tra Veneto e Friuli Venezia Giulia per il rilancio e la valorizzazione delle ville venete. Il professor Amerigo Restucci, veneziano ma nativo di Matera, è stato indicato dalla Regione Veneto come presidente dell'istituzione regionale e del suo consiglio di amministrazione. Ed è un incarico che mi dà molto curiosità e mi stimola a dare un contributo alla identità di questi oggetti architettonici, lo dico con una dose di scaramanzicità. Intanto c'è un colloquio tra la Regione Veneto e il Friuli. Molti i progetti in corso. C'è una legge che parla del fatto che le due regioni devono colloquiare per valorizzare, restaurare, portare avanti un discorso di identità che intrecci questa storia di questi edifici architettonici con la storia del popolo veneto. Non è soltanto il momento di Palladio nel 1500 che costruì le ville per la nobiltà veneziana, la quale nobiltà veneziana, avendo un occhio al commercio, guardò anche al territorio. L'istituto è un riferimento per 4.242 ville, di cui 3.806 in Veneto e 436 in Friuli. Restaurare una villa significa guardare al contesto che gli sta attorno e qui è in corso di elaborazione un piano paesaggistico regionale che dovrebbe vedere la luce tra un anno. L'occasione delle ville venete può essere un colloquio tra una pianificazione generale del paesaggio e il ruolo di questi oggetti architettonici di grande pregio, dando molto spazio ai proprietari